Ben ritrovati. Per capire certi personaggi bisogna saper leggere e osservare anche i più piccoli dettagli dei loro comportamenti. Ecco un caso che chiarisce questo concetto e che ho ripreso dal Messaggero Veneto. È un breve articolo dal titolo "Formigoni in auto da Milano a Trieste, accise eccessive". Polo bianca, maniche corte, occhiali da sole, Roberto Formigoni si è messo alla guida di un'auto di media cilindrata sull'autostrada Trieste-Milano per provare come il costo del carburante sia oneroso per gli automobilisti. Il video del viaggio, del quale il presidente della Lombardia si è alternato con un secondo conducente, è stato pubblicato online. Sommando benzina e pedaggi, Formigoni riferisce di aver speso 90 euro. Dice poi: bisogna interrompere la corsa al rialzo e la conclusione del governatore lombardo. Il governo può farlo, deve abbassare e abbattere le accise eccessive sui carburanti. Dopo aver letto questo articolo non sapevo se ridere o piangere. Mi sono chiesto: o Formigoni è un ignorante galattico oppure ci sta prendendo per i fondelli usando un populismo d'accatto? Com'è possibile che questo personaggio, che da 20 anni governa la più importante regione italiana, sia così sprovveduto da non sapere una cosa nota a tutti i cittadini? I prezzi dei carburanti sono diventati impossibili a causa delle enormi tasse su cui sono gravati. D'accordo che questa razza padrona politicante è abituata a muoversi con autisti e scorte, ma sparare queste scempaggini è troppo. Anche i sassi sanno che quando fai 10 euro di benzina o gasolio, 6 di questi vanno nelle casse dello Stato. Se viceversa prima di questo viaggio non avesse saputo Formigoni davvero che le accise sui carburanti sono tra le più care d'Europa, beh, allora merita di essere cacciato a calci nel sedere per manifesta incapacità. Questo fatto, seppur minimo, dimostra, per chi ha occhi da vedere, chi è veramente questo Formigoni. Altri esempi di politici politicanti. Il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mario Abruzzese, ha al suo servizio 18 segretari. Sì, avete sentito proprio bene, 18 segretari più 9 consulenti sempre a sua disposizione. Il costo annuale di questa elefantiaca segreteria è di 900.000 euro. Questo Mario Abruzzese, per giustificare tutto questo, dice che queste persone non si limitano a dare assistenza a lui, ma si adoperano ad assistere tutto il Lazio. È necessario, sempre parole sue, avere una struttura per fronteggiare le richieste che arrivano dai sindaci e dal territorio regionale. È chiaro che questo personaggio, che ritiene normale questa situazione, sia un rappresentante a pieno titolo di quella razza padrona politicante che da troppo tempo sta dissanguando il paese. Io penso che i politici che sragionano in questo modo devono essere cacciati e rimandati a casa. 18 segretari e 9 consulenti, chissà che pletora di giornalisti a disposizione avrà nel suo ufficio stampa, sono uno scandalo, semplicemente uno scandalo. Sono un pugno nello stomaco per chi lavora, produce e paga le tasse. Poi dal Fatto Quotidiano leggo che Gianni Giovannetti, portavoce di Fassino, attuale sindaco di Torino, guadagna oltre 186.000 euro l'anno. Se confrontiamo con lo stipendio di 172.000 dollari, circa 120-130.000 euro, del portavoce del presidente americano Obama, è tutto dire, considerando pure che il comune di Torino è il più indebitato d'Italia. E poi Gianni Alemanno, sindaco di Roma. Alemanno come portavoce Ester Mieli, che ha firmato 2 contratti, uno dal 16 marzo al 31 dicembre 2012 per 124.332 euro e un altro dal 1 gennaio al 29 aprile del 2013 per 53.350 euro. Per cui in questi 13 mesi questa signora incassa da portavoce di Alemanno oltre 177.000 euro. Senza dimenticare che nell'ufficio nell'ufficio stampa, sempre del Comune di Roma, Alemanno e dei suoi assessori hanno 69, avete sentito bene, 69 addetti stampa e il loro capo guadagna 120.000 euro l'anno. Per avere un termine di paragone, Pisapia, sindaco di Milano, ha 2 addetti stampa con contratti co-co-co da 100.000 euro a testa all'anno e sempre nel Comune di Milano sono 20 i giornalisti a disposizione dei 12 assessori della sua giunta. Altro esempio, come scrive l'Espresso, Renata Polverini, governatrice del Lazio, ha voluto come suo braccio destro Salvatore Ronghi, ex dirigente dell'UGL, il sindacato di cui la Polverini era segretaria, con un contratto da 189.000 euro l'anno, nominandolo segretario generale. Un anno dopo ha raggiunto il suo Salvatore Ronghi a Roma, arrivando da Napoli, la sua compagna, Gabriella Peluso.
Per lei è stato riservato un contratto annuale da giornalista di 122.000 euro. In totale questa fortunata coppia incassa annualmente, grazie all'amicizia con la Polverini, 311.000 euro. Da sottolineare che è quella stessa Polverini che chiude gli ospedali del Lazio perché la regione è quasi in bancarotta e deve risparmiare, ma il denaro per sistemare, virgolette, in qualche modo, in qualche ruolo pubblico, qualche amico si trova sempre. Questi non sono casi rari. In Italia se ne contano a migliaia, con costi enormi per la collettività e che spesso servono solo a curare l'immagine pubblica e le clientele di questa razza padrona politicante. Se il Paese vuole risollevarsi dalla palude in cui si trova, deve cacciare questa fauna famelica, altrimenti tutte le manovre, lacrime e sangue richieste ai cittadini saranno del tutto inutili. Arrivederci a mercoledì prossimo.